Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie. Facciamo il punto perché insomma domani festa della donna, anche in questo fronte l'attività che mette in campo la Polizia di Stato è tanta, sono tante ovviamente anche le attività che svolgete in altri ambiti, purtroppo però sempre il problema del personale rimane sempre quello insomma. Ma sì, qua oltre al problema del personale, caro direttore, c'è un problema insomma di fondo, c'è nella legislatura. Certo. E guardate che tanto è stato fatto per questo fiume di sangue che viene versato ogni anno, cioè se prendiamo dei dati così a memoria, lo scorso anno 120 donne sono state uccise per mano di ex conviventi o conviventi, l'anno prima 104 se non sbaglio, e dall'inizio dell'anno sono passati 2 mesi e mezzo, siamo già a 8 vittime, quindi è un fiume di sangue che viene versato ogni anno, no? Invece raccontavo giorni fa, proprio in previsione di fare gli auguri alle nostre donne della Polizia di Stato e anche del comparto sicurezza, si parlava appunto che invece di dare dei dati i primi giorni dell'anno, no? Delle feste, di tutta quell'armonia che c'è in una festa appena trascorsa, quella del 31 dicembre, Capodanno, certo. I dati sono partiti già da quest'anno, il 5, c'era già una vittima, quindi è un discorso veramente importante che va affrontato, è stato affrontato dall'Europa, ripeto, è stato affrontato dal nostro Viminale e diciamo che le pene sono state inasprite su questo tipologia di reato. Passiamo da una lesione minima che può essere insomma importante dei 4 anni fino ad arrivare a 24 passando per altre classi, cioè da 4, 9, fino ad arrivare a 24 anni in caso di morte, a prescindere che io personalmente, se ammazzi una persona e sei tu e vieni indicato come prima indagato, ma poi vieni ritenuto colpevole di omicidio, darei l'ergastolo, ma qua parlare di ergastolo oggi non si può fare perché ti fanno manifestazioni in giro per la piazza, quindi le pene ci sono. Io quello che dico, secondo me, è un po' ci sono anche organizzazioni di uffici, sono stati presso le divisioni anticrimini delle questure, le donne possono andare e denunciare, ma è proprio questo il punto. Ci sono molti problemi, soprattutto per questo, perché le donne difficilmente sono diciamo impaurite e quindi difficilmente vanno a denunciare nel primo episodio, e invece sarebbe opportuno che la violenza, il buongiorno si vede dal mattino, vada denunciata immediatamente, e molte non lo fanno per paura, molte non lo fanno perché c'è la famiglia dietro, per vergogna, invece sappiate che si rimane in anonimato. Certo. Voglio dire, ma poi c'è anche una condizione economica, perché? Perché ci sono alcune regioni, e mi pare anche la Lombardia di non sbagliare, che dà una certa quota per uscire dalla propria abitazione, perché se noi denunciamo una persona, magari ci rimaniamo a dormire nello stesso tetto, potrebbe questo scaturire gravi conseguenze. Allora bisognerebbe prendere queste persone e allontanarle da questa casa, magari anche come viene fatto in determinate situazioni, si riesce a portare la persona in zona riservata, però voglio dire, molte di queste persone non lo fanno perché non hanno neanche i soldi per trovarsi l'avvocato. Certo. E questa difficoltà, ecco magari che la regione, i comuni dovrebbero magari intervenire a favore di queste donne che hanno il coraggio di denunciare. Noi per conto della polizia facciamo parecchi convegni, ci sono tavoli tecnici presso le prefetture, il comitato sicurezza pubblica lo fanno, ci sono dei convegni sulle donne e quindi sulla violenza delle donne sono stati fatti, vengono fatti, i sit-in vengono fatti, però quello che dicevo io è un'altra cosa, cioè la prevenzione.
La prevenzione può costare Certo. alla persona, no? Allora, se la donna non si sente tutelata, ma io l'ho denunciato, mi hanno detto che non si può fare niente, questo diventa grave. Questo è un fatto grave, perché ripeto, siamo già a 8 e siamo a 120 dell'anno scorso. Su 300 omicidi, 120 sono solo i femminicidi. Quindi credo che sia una cosa che, e ripeto, è stato fatto moltissimo in più degli altri anni, anche devo dire con la costituzione di commissioni al Senato, sono state fatte delle commissioni proprio per questa tipologia di reato. Però in Certo, Italia... sono dati sicuramente preoccupanti che fanno pensare e che fanno presupporre che ci voglia una presa di posizione. Sì, una presa di posizione totale perché, ripeto, con la prevenzione che è molto importante per dare sicurezza alle donne che una volta che denunciano il soggetto non ci sia una percussione Certo. nella famiglia, nei figli, se ci sono già dei figli. Quindi secondo me la prevenzione vale di più, secondo me, della repressione. Io sono di questa idea. Bisogna fare prima una buona repressione, una buona prevenzione e poi un'ottima repressione. Se manca una delle due, non ci siamo. Grazie Raffaele Padrone per essere Grazie. stato con noi. Adesso piccola pausa pubblicitaria, l'informazione di Telepordenone ritorna tra pochissimo.